Anche quest'anno è partito il nuovo anno scolastico 2025-2026 all'insegna della gioia e delle belle sorprese. La scuola è iniziata, le attività didattiche sono iniziate il 10 settembre, ma un paio di giorni prima abbiamo inaugurato il nuovo anno con i volontari del NAS Sigonella che sono venuti a ritinteggiare alcune pareti della scuola. Esperienza bellissima che ha arricchito reciprocamente sia noi scuola che la base NAS Sigonella e che sicuramente continuerà con delle esperienze in lingua di CLIL su tematiche attuali quali l'educazione alimentare, l'educazione sessuale, il rispetto dell'ambiente, eccetera. Oggi l'atmosfera, l'aria della scuola è stata impregnata dalla gioia e dall'entusiasmo e dall'emozione dell'inaugurazione del nuovo plesso della scuola dell'infanzia, inaugurazione che si è appena conclusa, i bambini stanno per entrare nelle nuove aule del plesso dell'infanzia che presenta degli standard molto elevati, degli standard di qualità molto elevati, anche un'alta ecosostenibilità, abbiamo il fotovoltaico, il riciclo delle acque e degli spazi davvero ampi e attagliati, proprio pensati, studiati per quelle che sono le esigenze dei piccoli discenti e anche del personale scolastico, quindi anche con un'ampia sala mensa e polifunzionale e poi le zone tecniche per gli addetti ai lavori. Ma anche il vecchio plesso che presenta l'ala nuova della scuola secondaria di primo grado, inaugurata 2 anni fa, e tutto il resto della scuola sono in grande fermento perché qui a piano tavola la scuola si fa seriamente, la comunità ci arricchisce e noi pensiamo di apportare un arricchimento alla comunità e diciamo c'è veramente una rete, un legame importante e profondo tra la scuola, gli enti locali e la comunità di piano tavola. Buon anno scolastico a tutti.